poetessa, leggi stessa la poesia. Ben arrivata. Allora, pronta? Leggio sulla poesia? No, guarda, ce la facciamo. Prima di iniziare volevo salutare i miei compaesani di Villa Puzzo. È stato un bel viaggio venire fino a qui. Noi stiamo vivendo una buona situazione con la chiusura del ponte, sicuramente avete sentito qualcosa. E poi vorrei ringraziare e mandare un saluto anche alla famiglia Cantara Cireddu, Marianne e Francesco e il piccolo Filippo e Aldo che ci guarda da lassù, che era ozierese. Me lo sono portata da Villa Puzzo questo pensiero. E poi ringraziare tanto mia figlia che ha 15 anni, Ariel, che ha la pazienza di accompagnarmi ogni volta e lì in seconda fila. Molte volte devono avere tanta pazienza i nostri figli con le mamme e il papà poeti. Grazie tantissimo, abbiamo avuto un'accoglienza splendida, peccato non esserci potuti trattenere di più, ma vuol dire che torneremo con più calma. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, il leggio della poesia è tutto tuo. Alessandro è pronto per accompagnare la poesia vincitrice del primo premio. Frore Modore. Mira, de sulizzo e mari sabbia ancora, su livrori di Galano in mesa Sansora. Mira, che arena in suento si sfai di sammente, e de gusto nodda sovregi di suero, che ne numere, che na identidade, parti entreu de incanto vertido, ormotuso de infinido. Isolvis arcana, de suno e sudrino, intradressillabas, dususolidusu, unidusu, torrantuno, a, mo, re, all'arasa serratasa, su mistero intendido muscada, cavrore e modore. Grazie. Meritatissimo l'applauso alla poetessa Eleonora Di Capomastro. Riceve la targa del primo classificato nella poesia della sezione religiosa intitolata al Cardinal Pompedda. Pinuccio Saba, il presidente della Società Cattolica Sant'Antioco di Bisarcio, consegna il premio. Riceve il libro sulla cultura di Ozieri. Un applauso alla poetessa, ad Alessandro che l'ha accompagnata. Grazie mille. E grazie mille anche alla Società Sant'Antioco di Bisarcio che sostiene il premio Logudoro. Grazie mille, grazie. Allora, concludiamo qui la sezione religiosa.